Siamo oggi ospiti dell'albergo di Armando Dreon qui a Fossalta di Portogruaro, in questa bella giornata di agosto, appunto con Armando Dreon, che ormai possiamo definirlo ex candidato sindaco di Portogruaro per la lista civica Forza Porto. Assieme al signor Dreon commenteremo oggi gli ultimi eventi politici che sono accaduti a Portogruaro. Infatti non dimentichiamoci, Dreon è un attento osservatore della vita politica portoguarese. Mi pare allora scontato chiederle al signor Dreon un suo parere sul primo consiglio comunale, o meglio sull'assemblea pubblica che si è tenuta mercoledì 29 luglio presso la palestra Mecchia, a cui anche lei ha partecipato come comune cittadino, insomma. Un consiglio, ricordo, che non ha avuto luogo per la mancanza del numero legale dei consiglieri di centrodestra. Ecco, se ci poteva dare una sua opinione su quello che è successo quel giorno lì e su magari le prospettive future secondo lei che avverranno. Intanto grazie di volermi dare questo spazio. Sul Consiglio penso non ci sia molto da dire, se non che è stato un Consiglio tipo fulmine, per citare un suo collega, che quindi di nessuna valenza o validità. Secondo me, mancando questi presupposti di maggioranza, questo Consiglio non avrebbe neanche ragione di esserci stato, proprio perché non avrebbe comunque portato a nessuna conseguenza programmatica. Quindi io ho già consigliato il sindaco eletto Bertoncello, sindaco che è senza consiglio, quindi Più che senza consiglio, senza maggioranza? Senza maggioranza in consiglio, sindaco senza consiglio, che non è in grado di governare il comune di Portogruaro. Quindi ho già espresso il mio parere in proposito, auspicando l'arrivo del commissario per avere una certezza di quello che si deve fare e quello che non si deve fare. Questo comune comunque non può andare avanti in questa maniera perché non c'è nessun ordine, nessun riferimento politico o programmatico su cui fare affidamento per lo sviluppo di questo comune. Ha anche un commento da fare sulla composizione della nuova giunta, cioè per esempio sul fatto che ci sono persone nuove, una quota femminile presente adesso rispetto all'altra giunta? Ma adesso è di moda avere delle quote femminili. Ben vengano queste quote, presupposto però che ci siano le competenze. Se c'è la competenza, può essere donna o uomo, non ho niente da dire su questo. Se invece si nominano degli assessori per avere un abbellimento politico, allora con delle ricadute magari di simpatia O di immagine? O di immagine sul territorio, non essendoci magari delle competenze, allora su questo non sono d'accordo. Ma mi sembra che il sindaco Bertoncello avrà valutato queste cose e quindi sono sicuro che queste signore le quali ha dato questi incarichi sono perfettamente preparate, in grado insomma, di portare avanti il loro incarico. Sempre in questi giorni c'è stata anche una polemica tra il sindaco Bertoncello e il neopresidente della conferenza dei sindaci, Igor Visentin, sul fatto che praticamente la conferenza dei sindaci ha votato all'unanimità dei presenti 5 progetti, tra cui quello per finanziare la riconversione del vecchio cinema di San Donà di Piave in un teatro,
praticamente Bertoncelli lamentava il fatto che la conferenza dei sindaci non ha stanziato nemmeno un euro per invece il termine del teatro Russolo, che è praticamente in via di definizione, insomma di conclusione. Ecco, secondo lei una sua opinione su questo aspetto? Ho sentito, ho seguito queste polemiche che si sono sviluppate e partite dal sindaco Bertoncello, il quale ha dichiarato che si vorrebbe affossare il teatro Russo, che peraltro è un teatro bellissimo che ha creato i suoi problemi, con i vicinanti. Ma è un Però, teatro scusa se ti interrompo, però questi problemi con i vicinanti mi pare erano emersi alla vigilia delle elezioni, però adesso non se ne parla più, o sbaglio? Sì, è sempre così che si approfitta sotto elezioni per portare alla luce dei problemi che se no vengono dimenticati. In questo caso comunque l'amministrazione saprà cosa fare, ma riguardo, per tornare sul seminato, riguardo la polemica tra il sindaco Bertoncello e l'avvocato e sindaco Di Premaggiore. di Premaggiore Visentin, uno dice una cosa, uno dice l'altra, non si capisce bene, per l'amor di Dio. Il sindaco Bertoncello avrà tutte le sue ragioni per dire queste cose. L'avvocato Visentin mi sembra anche una persona preparata e quindi anche molto riflessiva. Sono cose che, in base a questa polemica, di cui io non sono a conoscenza evidentemente, quindi lascio loro risolvere questi problemi. Secondo lei, al di là dell'esito del decreto, mi pare così si dica, del Consiglio di Stato che avrà il 24 agosto, parrebbe, almeno ai più, che la situazione di Portogruaro sembra quasi segnata, nel senso che ci dobbiamo, come dire, rassegnare a tornare a votare alle prossime elezioni di primavera assieme a quelle regionali. In questa ipotesi lei si riproporrà con la sua lista civica? Sì, assolutamente, ho già dichiarato questo anche al suo collega Gianfranco Battiston attraverso il suo sito Diritti del Cittadino, e ho già detto che mi ripresenterò. Un dato di fatto oggi è che questo sindaco non può svolgere il suo lavoro perché è in mancanza di una maggioranza in consiglio comunale. Quindi a elezioni si tornerà e lei conosce il mio programma, il programma amministrativo della lista Forza Porto. Noi abbiamo detto, è scritto nel nostro programma, che i partiti hanno fallito da molto tempo, non riescono più a governare, diciamo solo a Portogruaro per il momento, e quindi io auspico che il commissario prefettizio venga a Portogruaro e mandi avanti il comune in attesa di nuove elezioni in primavera. Sempre in questi ultimi giorni è apparsa sul Messaggero Veneto la notizia secondo la quale in Friuli Venezia Giulia, ci spostiamo adesso qua nella regione limitrofe, la Lega Nord punterebbe sul direttore di Telepordenone Gigi Di Meo come candidato sindaco a Pordenone per le prossime elezioni. Lei che commento ha da farmi a proposito? Non sono a conoscenza di queste notizie, ma si sa, il direttore Di Meo ha il suo carattere, è una persona che ha le sue idee, a volte magari non possono piacere, però quando lui parla si rivolge sicuramente a un certo tipo di elettorato.
non voglio denigrare il direttore Rimeo, ma mi sembra che non ce la farebbe a portare a casa il comune, in quanto troppo rigido su certi aspetti della vita delle persone.